Buonasera a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Stasera abbiamo Laura, la nostra amica Laura Fezia. Ciao Laura, Ciao grazie. Adele, ciao a tutti. Ti Di nuovo ringrazio Laura. molto come al solito dell'invito, mi fa sempre piacere essere Beh, con te qui. Laura, non potevo esimermi perché abbiamo parlato di questa tua ultima opera proprio durante la nostra prima intervista, per cui adesso che il libro è uscito mi sembra giusto affrontare questo tema in maniera più approfondita, perché parliamo di Eva. Eva è Certo. un personaggio che ce l'abbiamo nel DNA come donne, bene o male. Come no? Ecco, E come quindi no? io partirei subito con la prima domanda, cara Mhm. Laura. Ma secondo te questo mito che, ripeto, ha influenzato generazioni e generazioni di donne, che ruolo avrà nel mondo che verrà? Dipende da noi. Dipende da noi donne che ruolo vogliamo farle avere, perché vedi, Eva può essere letta la figura così allegorica, no? Perché è una figura allegorica comunque. Di Eva può essere vista in due modi. Uno è il modo in cui la vedono, la vede normalmente la massa, cioè della femmina che si è lasciata sedurre dal serpente e ha indotto in tentazione il povero Adamo che ci è cascato come un fesso, no? Questo è uno. Ma dall'altra parte può essere anche visto come una donna che si ribella alla condizione nella quale vorrebbero tenerla. Mm? E allora sta a noi decidere quale delle due Eva vogliamo essere. A noi donne. Perché fino ad oggi noi ci siamo portati dietro la prima, no? Anche chi non appartiene o non ha mai bazzicato e vissuto in ambienti ultracattolici, perché questa è la cosa veramente grave dal mio punto di vista. Cioè questo archetipo di donna sottomessa che viene tratta dall'uomo, quindi per forza uno scalino sotto di lui, mm? Purtroppo avvelena le menti di chiunque, cioè è diventato uno di quei condizionamenti ben riusciti, Sì, di cui soprattutto, nessuno si accorge più. sì, soprattutto perché viene propinato quando i bambini fanno la comunione, dove vanno? Aspetta, aiutami che ho Catechismo, vuoto. catechismo. Cioè dal catechismo ti viene data questa pillola Certo, come ma verità. ha travalicato il mondo strettamente religioso. È diventato, senza che nessuno se ne accorgesse, una mentalità comune. Perché tu senti parlare in questi termini anche da persone che con la religione proprio non solo non c'hanno niente a che fare, ma vanno mai in chiesa, no, completamente è diventata una mentalità sociale. Sì. Mh? Partendo da un ambito religioso, perché non dimentichiamoci che in altri luoghi della terra le donne vengono trattate anche peggio di quanto siamo trattate noi nel mondo occidentale. E Esatto. comunque qualche piccola battaglia, insomma, l'abbiamo fatta. Mh? Ma non dimentichiamo che, vogliamo prendere l'Islam, così non mi accuseranno più di non parlare mai dell'Islam, no, perché c'è qualcuno che dice: "La prende col cristianesimo, mai con l'Islam." No. Ehm, L'Islam e il cristianesimo hanno la stessa radice. Esatto. Il padre Abramo, il biblico patriarca, è l'ispiratore, il fondatore, quello che vogliamo, delle 3 grandi religioni monoteiste. Quindi le radici sono uguali. In Islam stanno ancora, adesso stanno cominciando in alcuni paesi islamici a tirare sulla testa e stanno subendo le stesse cose che abbiam subito noi quando ci abbiam provato. Sì, vero. Mh, perché la Sì, storia è sempre la stessa. sì, vero. Quindi e purtroppo è diventata una mentalità talmente comune che nemmeno le donne se ne accorgono. Ritorniamo in Occidente, no, adesso. Le peggiori nemiche delle donne, io lo dico sempre, son le donne, che non riescono a capire come le abbiano fregate bene.
no? Vero. Proprio, ecco. Davvero. Perché diciamo, così atteggiamento e pensiero comune, delle donne in generale, chi più chi meno, quello di sentirsi sempre inadeguate, uno scalino sotto, di avere un'autostima pari a 0, che deriva sempre da questa: tu sei peccatrice, induci in tentazione nel peccato, quindi buona, zitta e mosca, vergognati anche un po'. E Già, l'abbiamo subito. C'è già. poco da dire, dimenticandoci tutto l'ambito religioso, dimenticandolo. Sì, sì, esatto. Ma parlaci un po' adesso del libro che è uscito, insomma, non tantissimo tempo fa, e parlaci anche del fatto, insomma, che del riscontro che stai avendo quando lo presenti, perché mi interessa sapere sia gli uomini che le donne Mh. come si approcciano Allora, a questo archetipo. per il momento l'ho presentato dal vivo una volta sola. Ah, ok. Prossimamente lo presenterò il 20 di marzo sempre qui nei dintorni, poi spero che, le conferenze dal vivo, che son quelle che io preferisco naturalmente, si allarghino. Mhm. Riscontro allora, a parte qualche facile battuta così, ma, quando per esempio ho letto il manifesto della, perfetta moglie cristiana, no, che qualcuno ma lo ha detto ridendo, ha detto: "Sì, giusto, giusto", no, che la donna deve essere la moglie deve essere sottomessa, eccetera, eccetera. E poi quella sera lì c'è stato anche l'intervento, che non ho ben capito cosa sia venuto a fare una mia conferenza, di un integralista cattolico naturalmente. E beh, meno male che non bruciano più le streghe sul rogo. Ma io a quest'ora non ci sarei più, sai, proprio sarei già andata, no, e poi lo vedo anche sui social insomma, no, ogni tanto arrivano quelli a dire: "Lei come si permette?" Finché no, mi permetto perché finché sono nel mio la mia bacheca sono ancora a casa mia, no, quindi Esatto, dico quello che voglio, anche se io cerco sempre di evitare accuratamente tutto quello che può essere, non so, bestemmie o cose del genere che, primo sono gratuite, perché esatto. un conto se ti parte quando batti il dito in un alluminio nella sedia, un conto è scriverle e No, invece son molti d'accordo. vedo che molti lo fanno e difatti io non partecipo mai poi a quelle discussioni, perché si danno soltanto primo si fa una cosa completamente gratuita, mh, secondo si danno armi ai detrattori. Sì, sì, giusto. Per cui Giusto, ecco. giusto. Per cui io parlo sempre e soltanto di storie oltretutto. Cioè, le mie affermazioni che posso fare sui social o nelle conferenze o nelle interviste, partono sempre da dati storici, mai così perché me lo son sognato io, no? Sì, ma infatti uno dei nostri scopi è proprio quello di ospitare persone che danno un'altra visione della storia, perché tu lo sai che Certo. andrebbe tutto riscritto. Eh. Da un pezzo andrebbe tutto riscritto, no? Ma come Prendiamo ti solo la scoperta dell'America, sì, per tra esempio, l'altro, la così. scoperta, vabbè. Ma come ti sei cosa ti ha spinto, che cosa ti ha appassionato tanto da riprendere questo archetipo e da farci il tuo ultimo libro? Ma perché vabbè, il tema delle donne e la cosiddetta emancipazione femminile, non dimenticare che io ho un'età per cui io ho partecipato ai primi cortei femministi. Anch'io, Ecco. anch'io, Quindi posso parlarne in prima persona. eh. E la cosa che mi aveva più colpito all'epoca per esempio dei comitati studenteschi, no, è che comunque sì, sì, tutti liberi, tutti uguali, tutti pari, poi nei comitati studenteschi le donne si dovevano occupare di portare i panini, del ciclostile, di pulire la sede, no, mentre gli uomini si riunivano e discutevano dei massimi sistemi. Sì, sì. Quindi strideva, no, un pochino. Dopodiché ho vissuto in prima persona quella che era la discriminazione, perché ancora quando io mi sono iscritta all'università,
c'erano dei professori che ti chiedevano perché caspita ti eri iscritta all'università, perché come donna dovevi fare altro. Certo. No. Quindi, e non sto parlando del 1800, sto parlando io mi sono iscritta all'università nel 71, 70, quell'anno lì, 72, no? E ancora c'erano professori che vedevano arrivare una donna e la giudicavano in base primo al suo aspetto, tanto per cominciare. Non lo so. Poi se avevi un'incertezza che tutti hanno nel corso di un esame universitario, ti chiedevano in molti appunto: "Non capisco perché vogliate ancora anche studiare, siete donne, fate altro, dovete fare altro", no, ecco. La Quindi conosco questa cosa. esatto. Poi un'altra cosa ancora che mi son sentita ripetere spesso e che è stato il lato oscuro del movimento femminista, no, è stato che se una persona, una donna in questo caso, voleva, essere considerata socialmente importante, a meno che non fosse moglie e madre naturalmente, cioè in un altro modo, doveva ragionare come un uomo. Sì, perché Perché visto le donne manager, no? Potevi fare la manager solo se però rinunciavi certo. ad avere una famiglia, perché devi dedicarti completamente all'azienda come farebbe un uomo. Esattamente. Ma poi anche proprio nei pensieri, dovevi ragionare come un uomo, ma me lo son sentita dire, centinaia di volte, io questa cosa. Ancora sul posto di lavoro, in uno dei posti di lavoro in cui sono stata, che mi hanno chiesto, io volevo darmi da fare, no, ma non perché volessi far carriera, perché proprio mi interessava, partecipare, no, a certe discussioni, a certe cose. Mi son sentita dire: sei una bella ragazza, ti sai truccare, ti sai vestire, ti sai comportare, ma cosa vuoi d'altro?" Me lo son sentita dire io questo. Quindi, ecco perché il tema del femminile mi è sempre stato, no, presente. Certo. Ehm, E, mh, e da qui quindi è scaturito questo libro, insomma. sì, e quindi quello che volevo dirti è, a parte appunto tutte queste prossime presentazioni che farai, pensi che o stai già lavorando a qualche altro tema, che ci Ma vuoi? ne ho 2 o 3 in testa, adesso dovrò parlarne con l'editore, vediamo che cosa Perché succede. immagino che sei sempre il solito vulcano. Sai, argomenti in quest'ambito ce ne sono talmente tanti che, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta Sì. sinceramente, quindi Guarda, io sento, vabbè, a parte tutto questa sorellanza che sento con te per i temi che ci sono cari e che ci hanno fatto conoscere l'astrologia, la nuova era e tutti i meravigliosi certo. libri che ho letto tuoi, sicuramente il femminile, però il femminile, Mh. diciamolo, anche il Mh-mh. femminile è stato tanto manipolato Eh, dai nostri chiamiamoli burattinai, certo. che Ma hanno in qualche modo, perché se ci pensiamo, anche come è stata vista la cosiddetta liberazione della donna, che oltre ad andare a lavorare aveva pure tutto il ménage familiare sulle spalle, cioè per la donna mi chiedo quanto è stato un bene questo modello che no, veniva ma non proposto. era un modello in fondo, cioè non era un modello femminile. Ed è Esatto. proprio quello il lato oscuro del femminismo, la trappola, nella quale moltissime donne, tantissime, sono cascate. Sì, Perché è chiaro che si son trovate a buttar via, giustamente sotto un certo punto di vista, il modello delle loro mamme e delle loro nonne, okay. che erano gli angeli del focolare, no, sempre a disposizione del maschio di casa, spesso non avevan potuto studiare, erano economicamente dipendenti dal maschio di casa. Quindi questo Sì, modello non lo vogliamo più, sacrosanto. Ma ci siamo trovate senza un modello a cui ispirarci invece, un modello femminile. E allora cosa hanno fatto in molte? Si sono rivolte all'unico modello che conoscevano, quello maschile. yeah.
diventando in molti casi degli ibridi, no? Un po' inquietanti. Sì, 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 assolutamente. Le famose femministe che poi vengono prese giustamente in giro, no? Dal mondo maschile, cioè le Sì, sì, Virago sì, così, sì, sì, oppure sì. quelle che han cercato, nell'esibizione di se stesse la loro gratificazione, no, c'è stato questo perché non c'era un modello. Ci sarebbe stato, ma era talmente lontano nel tempo. Esatto, Dobbiamo risalire al paleolitico e al neolitico per trovare un esatto. modello. Maria Gimbutas. Esatto, scure madri splendenti, quello, no? Ed è quello che secondo me sta accadendo in realtà, perché il nuovo femminile non può che ancorarsi a quella radice. Certo, però bisognerebbe che le donne ricominciassero a conoscerlo questo loro lato e cosa Sì, vuol dire femminile soprattutto. sì, Perché se concordo. chiedi a una donna che cosa vuol dire femminile, ti dà 10.000 risposte diverse, ma non ce n'è una che comprenda veramente quello che io chiamo il potere lunare, no, delle donne, che era un potere, un potere non in senso maschile però, che le donne del Neolitico e del Paleolitico conoscevano. Sì, Quindi la donna ha tutte le funzioni proprie del sesso biologico cui appartiene e ha in virtù di questo, è chiaro che tutte le varie attitudini all'accoglienza, alla comprensione ci sono. Il problema è che son sempre state considerate di serie B. esatto, Spesso anche dalle donne stesse, perché io ce l'ho esatto. più con le donne che con gli uomini, È capisci? così, è così. Perché è colpa nostra se Sì, questo sì, mondo è stato così. Ha continuato a essere devastato in altri modi, ma ha continuato a essere devastato. Sì, siamo riusciti a conquistare alcune, questioni civili, no, che son sacrosante e va bene, ma non basta. no, Noi sono assolutamente non d'accordo. ci dobbiamo adattare al mondo maschile, dobbiamo creare un nostro mondo che ha pari valore di quello maschile. Cioè Esatto. il matriarcato, delle di passate memorie, no, non è la fotocopia del Esatto, al patriarcato e contrario. matriarcato, sono 2 cose completamente non è una il contrario dell'altro. Esatto. Perché le donne del Paleolitico e del Neolitico, come alcune tribù che ancora esistono di società matriarcali, non c'eran le donne che comandavano tenendo gli uomini in schiavitù. Eh no. C'era una donna saggia, detta grande madre, per esempio presso una tribù nell'isola di Sumatra che sono i Minangkabau, che così sovrintende al buon andamento del Sì, gruppo. Perché ciò che conta è l'armonia e il buon andamento del gruppo, non chi comanda. Quindi è lei che magari distribuisce i compiti, no, fa attenzione che tutto si svolga e non c'è differenza tra ruoli maschili e ruoli femminili, se non quelli dettati da una forza fisica diversa. Ecco, è sì. soltanto Mi quello. piace tantissimo perché in realtà abbiamo delineato in questo momento forse proprio quello che ci tocca di fare come modello del mondo che verrà, Eh, cioè tornare alle nostre radici e quello creare. che ho detto che Sì, dipende da noi. esatto, e lavorare affinché questo modello femminile, che ha una sua radice, cioè c'è già stato e c'è ancora Certo. da qualche parte, possa ritrovare quella linfa vitale e diventare, Certo. diciamo, il traino che serve. Del resto i maestri ascesi lo dicono che saranno le donne a traghettare l'umanità nel mondo che verrà, nella Sì, nuova sì, era. penso anch'io che possa essere così, E sarà così. però dipende da noi, Dipende da noi, su questo non c'è dipende da dubbio. noi. Sì. Dipende dal Poi nostro. per tornare a qualcosa che ho evidenziato nel libro, noi però come Italia abbiamo anche avuto
cioè, mentre altrove in Europa, in America, insomma, le donne han cominciato molto presto, no, qui in Europa c'è stata qualcuna durante la rivoluzione francese, Alain de Gouges e altre, eccetera. Ma da noi, in particolare in Italia, tutto questo processo di emancipazione è stato ostacolato dalla presenza della Democrazia Cristiana, che era la diretta emanazione del Vaticano, no, naturalmente. E allora, insomma, ci sono alcuni capitoli di un po' di colore, se vogliamo, di no, ma anche un po' di storia. Anche per capire, un po' di storia ci serve, un po' di storia di quello che accadeva. Alcuni il ritratto di alcuni personaggi femminili che hanno subito pesantemente questa discriminazione, che voleva ancora le donne sottomesse, insomma c'è stata ancora nel 68, non è che adesso le cose siano cambiate, è cambiato il linguaggio solo, perché non si peritano più di usare quel linguaggio là. Quando Paolo VI ha emanato l'Umane Vitae, che era l'enciclica che in pratica era contro la contraccezione, però c'era anche una parte dedicata a queste donne che si permettono di voler essere al pari degli uomini. È nella Umane Vitae, nel testo della Umane Vitae, è del 1968. Quindi. Poi vabbè, Bergoglio dice che Maria è stata la influencer di Dio, cioè ripropone sempre lo stesso modello, no? Della donna sottomessa, silenziosa e al servizio. Va bene. Modello che sta tramontando, diciamolo apertamente. Le donne si stanno informando, stanno scrivendo, stanno dando la propria testimonianza. Noi stiamo lavorando per questo, quindi qualcosa sta accadendo e continueremo a farlo, cara Laura, giusto? Certo, poco ma sicuro. Però vedi proprio questa, che viene chiamata ribellione, no? Delle donne, questa presa di consapevolezza, è anche quella che è alla base dei femminicidi. Sì, esatto. Perché bisogna chiarire una cosa ben precisa: femminicidio non indica l'assassinio di una donna e basta, per tutti i motivi che possono armare la mano di un assassino, questioni di interesse, va a sapere, no? Il femminicidio designa l'omicidio di una donna che si è permessa di scegliere autonomamente se e quando portare avanti una storia o cose del genere, no? È proprio quella mentalità lì che è alla base e il fatto che le donne stanno alzando la testa, pretendono di decidere, caspita. Come si permette? No? Va bene Laura, io ti ringrazio tantissimo e mi auguro di averti presto per una nuova intervista e ricordati che ci hai promesso che ci presenterai un progettino per fare qualche incontro su un tema che caro, io non l'ho mica dimenticato, sai. Certamente. Sarà sempre benvenuto il tuo contributo per noi. Grazie. Allora ti saluto i nostri spettatori e a presto, alla prossima intervista. Alla prossima, ciao a tutti, ciao Adele, ciao, grazie.